Un ministro siciliano del sud che parla male della nostra autonomia, allora io chiedo ufficialmente al ministro Provenzano: perché la tua Sicilia deve avere l'autonomia e il mio Veneto no? È già la seconda volta che faccio questa domanda, ma evita sempre di rispondere. Le domande sul tema dell'autonomia poste da Luca Zaia ai rappresentanti del governo giallo-rosso restano ancora senza risposte concrete. Lo stesso ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, oggi ha glissato in una nota con una metafora calcistica le richieste venete, assicurando comunque che l'autonomia differenziata sia un obiettivo condiviso dal governo. Come? In modalità potrebbero essere discusse già lunedì a Venezia, dove a Palazzo Balbi in mattinata è previsto un incontro tra lo stesso Boccia e il presidente Zaia. Nel frattempo, già domani potrebbero esserci qualche importante novità. Economia e autonomia sono i nodi cruciali su cui il Veneto chiede soluzioni radicali che potrebbero essere già annunciate all'Assemblea Generale di Confindustria Vicenza dai due ministri che saranno presenti: Federico D'Incà, Veneto, ministro per i rapporti con il Parlamento, e Stefano Patuanelli, ministro dello sviluppo economico, alla sua prima uscita pubblica. È la grande mutevolezza del panorama politico a impedire di fatto una programmazione economica a lungo periodo. Su questi temi si è espressa la vicentina Daniela Sbrollini, unica senatrice veneta per ora ad essere passata dalle file del PD nel nuovo organismo di Matteo Renzi. Avremo nella nostra provincia di Vicenza l'assemblea di Confindustria e ci sarà già un forte confronto, un confronto vero su questi temi importanti. Per esempio, da subito una manovra finanziaria che rimetta al centro davvero gli investimenti, l'abbassamento delle tasse, la necessità di ripartire da quelle regioni che sono in grado e sono pronte già per una sfida che è europea, mondiale, e che hanno bisogno soltanto di avere meno freni, meno problemi burocratici per portare avanti questo lavoro straordinario.